Ira, si riparte da Como, bisogna ripartire, bisogna tornare alla vittoria. Beh, innanzitutto, la prima cosa importante sarà sicuramente cercare di dimenticare un po' la parentesi negativa di sabato, dove, con tutto il rispetto, insomma, di un'ottima squadra, quella della Fiorentina, ma ci sono stati insomma, degli episodi che sono stati talmente determinanti che è una partita a sé, quindi dobbiamo essere bravi mentalmente a cancellare subito questa sconfitta che è stata molto pesante e partire comunque dalle cose positive che siamo riusciti a fare, soprattutto nel primo tempo, finché c'è stata gara. E siamo pronti per andare a Como, essere pronte sotto tutti gli aspetti proprio per poter portare a casa un'ottima prestazione e di conseguenza insomma, speriamo di portare a casa i 3 punti. Le nazionali si sono riaggregate solamente dall'allenamento di giovedì pomeriggio, come stanno innanzitutto? Beh, sono tornate indubbiamente un po' affaticate, un po' per il viaggio, un po' magari per il lavoro che hanno svolto in nazionale, quindi questa qua è stata una settimana dove abbiamo potuto lavorare poco su certi errori e stiamo preparando al meglio questa partita nel poco tempo che ci rimane, come dicevo prima, pronti per andare a cercare di portare a casa una bella prestazione e indubbiamente anche i punti.